Mambrava, 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 mambrava. Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava cicicocò. Un po' di verdura con le cipolle cotte come lo faceva Lalla. Lei e le zucchine che buone che sono come le faceva Lalla. Oggi sto cantando con l'arrangiamento, ma Lalla non c'è più. Beh, lo sapete che io mi sono svegliata stamattina presto e ho sognato gli asparagi. Ho sognato gli asparagi, vedevo quest'ombra verde, vedevo questo asparago che mi guardava un po' così con la faccia. Questo asparago bellissimo che mi guardava nel sogno. E allora mi sono alzata piano piano, mi sono vestita, poi mi sono lavata la faccia con l'acqua fredda che ti sveglia la mattina. Mi sono preso un goccino poco a poco di caffè, perché non bisogna prenderne molto di caffè perché sennò poi fa male al cuoricino. E allora ho bevuto un pochettino di caffè e sono uscita piano piano. Le galline mi guardavano sospettose e mi venivano appresso e pensavano questi qua, cosa starà andando a fare? E io gli dicevo, cosa volete voi appresso a me? E allora camminavo piano piano e ho cominciato a vedere questi asparagi. Non erano tanti e non erano tanto robusti, però erano asparagi. E allora a uno li prendevo e li mettevo in questa manina e ne hanno presi tanti. Ne ho presi tanti perché volevo mangiarmi una bella frittatina fatta con le uova delle mie galline. Ecco cosa stavo facendo. Stavo prendendo gli asparagi e li ho fatti arrosto. Li ho fatti arrosto. Eccolo qua. Guardate che cosa c'è qui dentro. Questi sono gli asparagi fatti arrosto con un pochettino di cipolla. Vedete? Che cosa meravigliosa. Che cosa bella e meravigliosa. Ma mera. Ecco qua, vedete la bellezza di questa meraviglia meravigliosa. Guardate che bellezza, guardate. Allora io mi avvicino qua piano piano, faccio questo movimento, eccolo qua. È rimasta l'acquetta dell'asparago. Appoggiamo qua, tiriamo questa, ecco qua. E vi stavo dicendo, ho continuato a cogliere gli asparagi e sono qua, li vedete? Queste uova sanno ancora di culetto di gallina, che buone che sono! Un'altra cosa importante, bisogna tagliare un limone e metterci 2 gocce di limone sopra, non troppe. Eccolo qua, un po' di limone ed è a posto. L'altra cosa che manca cos'è? Il pane, che è qua. Il pane, così. Mettiamo il limone da una parte, così poggiamo il pane qui sopra. Eccolo qua. Il coltellino per tagliare il panino. Facciamo una fettina di panino. Eccolo qua. Guardate la bellezza del pane. Questo qui è un pane sardo. Pane sardo. Guardate che bello che è. Ne togliamo una fetta adesso. Su vai mordi che buono. Ma la non c'è più. Si è fidanzata ormai. Col figlio
di pirodie, peggio per lei. E boh, ecco qua. Io adesso ho quasi paura a assaggiare questa cosa qua. È musica sarda. Mio nonno mi raccontava che gli asparagi si chiamano asparagi perché nascono nei paraggi, vicino, asparagi. Chissà se era vero, perché i nonni molte volte raccontavano tante bugie, ne racconto anch'io. Peccato che non ho nipotini piccoli, se no ho tante belle bugie da raccontare. Le bugie sono belle perché non sono vere. Il sapore e il profumo. L'asparago arrosto è una meraviglia. L'uovo non ne parliamo. L'uovo è incredibile. Guardate il colore dell'uovo. Guardate. È proprio un colore di uovo vero. A volte serve anche un pochettino di pepe. Così, peppino. Quindi gli asparagi si chiamano asparagi perché nascono nei paraggi. È una bugia un po' grossa, però. Aggiungiamo un altro pochino di pepe che mi piace. Perché il pepe aiuta l'umorismo ad essere peperutte. Io vi ringrazio delle stelline, dei cuoricini che mi state mandando, dei salutini. Fare questo pranzo semplice con voi mi piace tantissimo perché sicuramente siete gelosi, perché io con 2 uova e un mazzetto di asparagi ho fatto il mio pranzetto. Guardate che cosa bella, guardate. Guarda. Queste cose Lalla non ce le ha più. Lalla, già l'hai fatta bella. Si è fidanzata col figlio del Pironi. Il gusto è incredibile. Quasi quasi gli diamo un'annaffiata. Sì. È un pranzo all'uovo. Grazie dei salottini, grazie. Tutte queste... Vi voglio bene. Grazie. Ciao, saluto a Pinuccia, a Mariuccia e a Lella, Lalla e Lollo. A tutti quanti, un abbraccio forte. Mangiamo ancora un altro pezzetto insieme con l'asparaghino? Guardate che cosa bella, guardate. Metto sopra così. Guarda. Pronti? Che buono. Non vi dico nulla. È veramente eccezionale. Una cosa che mi piace molto di più io lo so che voi volevate essere da lì a qui. Guarda che cosa bella, guarda. Non ve lo sto a spiegare perché non riesco a capire nulla. Molto buono, molto eccezionale. Agrituristi, non andate da Piroggi, che vi danno da mangiare cose guaste.
queste uova sono fresche, fresche, fresche. Ma Lalla non lo sa che le uova sono fresche, certamente non lo sa. E va! Guardate l'uovo, guardate, guardate l'uovo, guarda. Guarda, guarda, guarda. Ah! Mm. L'uovo sparagatto, eccezionalmente eccezionale. Si sente il trattore arando. Questo era il pranzo povero di una volta. Andava, uno faceva due passi nell'orto, prendeva due asparagi, ricorreva da gallina, le faceva fare l'uovo per forza, prendeva l'uovo, mischiava e mangiava. E quello era il pranzo, con una fetta di pane. Quando il pane si faceva in casa, che faceva la nonna e la mamma, facevano il pane la mattina presto presto, si alzavano alle 4, alle 5 incominciavano a impastare e a dire un sacco di bugie, a raccontare. Più bugie dicevano, il pane più buono diventava, lievitava bene. Oggi sentite c'è il trattore, anche domenica lavorano i trattori, sempre. Guardate che cosa bella, guardate. Questo è il piatto povero di una volta e il piatto povero di oggi che io me lo mangio, povera, povera, ma me lo mangio. È una ricchezza mangiare un piatto oggi, un piatto così. E chi lo può mangiare un piatto così? Io! Ah. È una cosa incredibile. Non riesco a spiegarvelo. Veramente buono. Io vi ringrazio, vi abbraccio forte forte e vi auguro a tutti una buona domenica. Ciao cari. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pironi si è agganciato e resta lì, si è agganciato e resta lì, e boh! Luisella, signora Luisella, questo è per lei, che è sempre sola in casa. Meglio sola che male accompagnata. Ma mi state guardando? Ciao Luisella, un abbraccio forte.
Ricordatevi, seguitemi sul mio canale Desolina Vacca. Ciao!